140.000 lavoratori in meno tra 10 anni. Lo studio della CGIA di Mestre racconta previsioni allarmanti, soprattutto per le piccole e medie imprese. Nemmeno la manodopera straniera riuscirà a colmare il vuoto causato dall'inverno demografico, effetti negativi sul PIL nazionale. Chinati a terra, con lo sguardo diretto alla Mecca, fa discutere alla gita in moschea di una scuola dell'infanzia di Ponte della Priola. Atto di sottomissione, dice la Lega. Era una preghiera interreligiosa, spiega l'imam. Un'altra defezione nel convento di clausura di San Giacomo di Veglia. Vittorio Veneto. Intanto l'ex badesca attacca punto per punto contro le ricostruzioni di questi giorni. Lui 74 anni, lei 39, padre e figlia, grossisti della droga, arrestati dai carabinieri. Ingente sequestro tra Mestrino e Resana, quasi 80 kg di marijuana. Il bel tempo sta per finire. Da domani pomeriggio e fino a martedì allerta gialla per i temporali e nubi fragi che interesseranno tutta la regione. Da Pieve del Grappa, Gorgo al Monticano, dolore e commozione. I funerali di Giacomo Bologna e Andrea Buosi, le loro giovani vite spezzate in sella alla moto in una settimana terribile per le strade della Marca. Moto nella scarpata, ventenne di Villorba precipita per 30 metri a Cimagrappa. Il giovane vivo per miracolo, 2 ore per recuperarlo. Meno 6 giorni alla Dunata Nazionale degli Alpini a Biella, le pelle nere si stanno preparando a partire. Antenna 3 vi racconterà in diretta tutte le emozioni della grande festa. Pupi Avati torna in Veneto dopo Il Signor Diavolo e sceglie il litorale per le riprese del suo nuovo film con, tra gli altri, Massimo Ghini e Isabella Ferrari. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Cominciamo subito con le notizie. Parliamo di imprese, 240.000 i lavoratori che si prevedono in meno tra 10 anni. Sono gli effetti dell'inverno demografico e di un aumento degli over 65. Lo studio della CGIA di Mestre, previsioni allarmanti soprattutto per le piccole e medie imprese. Sempre meno bambini, sempre meno giovani, sempre più anziani, una popolazione che invecchia e che piano piano va verso l'età pensionabile, uscendo progressivamente dal mercato del lavoro. In Veneto la popolazione diminuirà di quasi 240.000 lavoratori in 10 anni. Lo studio realizzato dalla CGIA di Mestre mostra come le proiezioni demografiche, infatti, stimino che tra un decennio la platea di persone in età lavorativa diminuirà di circa l'8%. Se alla recessione demografica aggiungiamo l'instabilità geopolitica, i dazi, la transizione energetica e quella digitale, nei prossimi anni anche le imprese venete sono destinate a subire dei contraccolpi spaventosi. È evidente che tutto questo avrà delle conseguenze negative anche sulla crescita economica. Nei prossimi anni le imprese, soprattutto le piccole e medie, sono destinate a subire contraccolpi negativi. La difficoltà nel reperire giovani lavoratori da inserire nelle aziende artigiane è un problema sentito e già attuale, e i dati raccontano un futuro ancora più complesso. Nemmeno il ricorso alla manodopera straniera potrà risolvere completamente la situazione. Tutto ciò comporterà un progressivo rallentamento del PIL. Con una popolazione sempre più anziana e meno giovane si dovrà poi affrontare un aumento rilevante della spesa previdenziale, sanitaria e assistenziale, con implicazioni negative anche sui conti pubblici. La CGIA sottolinea infatti che una ridotta presenza di giovani under 30 e un'alta incidenza di over 65 potrebbero determinare ripercussioni negative su settori economici strategici, comportando dunque una contrazione strutturale del PIL. Ecco perché è necessario che a livello europeo si cominci a discutere di un nuovo piano di aiuti e di ripresa, un nuovo Next Generation, questa volta però dedicato rigorosamente al mondo del lavoro. Sta facendo molto discutere la gita in moschea di una scuola dell'infanzia di Ponte della Priola. Si vedono i bambini chinati a terra con lo sguardo diretto alla Mecca. Un atto di sottomissione, dice la Lega, era una preghiera interreligiosa, spiega l'imam. Costringere dei bambini di 4-5 anni a inginocchiarsi in direzione della Mecca davanti a un imam per pregare penso sia veramente una forzatura inaccettabile, qualcosa che non si può vedere, non si può sentire. Se non è sottomissione questa, cosa dobbiamo aspettarci? Chinati a terra con lo sguardo rivolto alla Mecca, il cosiddetto Salat, come insegnato dal profeta Maometto, sono bastate poche ore perché il post di quella che doveva essere una piccola gita scolastica innescasse la tempesta perfetta. Protagonisti i bimbi della scuola dell'infanzia di Ponte della Priola, ospiti del centro islamico locale Emanet nella zona industriale di Susegana. Un'esperienza emozionante, l'hanno definita le educatrici sul profilo Facebook dell'asilo. Ci siamo tolte le scarpe,
scarpe le maestre hanno indossato un velo, decisamente troppo per il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, il pievigino Alberto Villanova. Voglio pensare che i genitori fossero informati della visita, ma che non sapessero di quello che avrebbero fatto fare ai propri bambini. Io da genitore di 2 bambine non avrei mai accettato una cosa del genere, perché non la trovo corretta. Non la trovo veramente corretta, la trovo irrispettosa nei confronti di bambini che non possono scegliere in quel momento. A Susegana c'è una nutrita comunità islamica macedone, al centro Emanet nei mesi scorsi era stato anche il vescovo Corrado Pizziolo. L'iniziativa, spiega l'imam, è partita dalla scuola. Lui, Avnia Nurceschi, ha aperto soltanto le sue porte. Era una preghiera, per modo di dire, che abbiamo fatto per la pace, per i bambini malati, per le guerre che sono in mezzo a noi, diciamo così, nel mondo. L'imam la definisce una preghiera interreligiosa, quanto all'immagine dei bimbi prosternati la spiega come una sorta di tentativo di emulazione. Io spiegavo come si pregava e hanno visto me e sono buttati tutti giù anche. Dicendo che abbiamo fatto un discorso del pilastri dell'Islam, quali sono le preghiere, ho parlato anche così, però non è detto che dovete pregare per forza anche voi. Per Villanova però non regge alcuna giustificazione. Questo è il politicamente corretto che calpesta la nostra identità per l'ennesima volta, forse con la volontà di non offendere qualcun altro, di non offendere le altre culture, ma così non si porta avanti nessun tipo di integrazione. Dal centro islamico un fedele, Yacoub, in Italia dal 2000, cerca di smussare i toni e invoca il dialogo. Quando abbiamo sentito per Papa, quando era morto, tutti abbiamo stati così male perché abbiamo perso una persona brava, no? Quando siamo tutti quanti insieme possiamo andare molto lontano. Uno va qua, uno va di là, non va bene. Uno contro l'altro, se parla male, non va bene. Ci sono delle novità dal monastero di San Giacomo di Veglia che da giorni fa discutere dopo il commissariamento della badessa che aveva aperto alla produzione del prosecco. Ieri l'uscita di un'altra suora, oggi invece la dura nota di suor Aline che contrattacca. Vi scrivo in un momento per me molto difficile. La nomina della commissaria, suor Driscoll, di 81 anni, a presiedere il monastero dopo la mia destituzione non è il punto centrale. Il vero problema è il motivo per cui il dicastero ha arbitrariamente disposto il mio allontanamento senza fornire alcuna motivazione ufficiale o denuncia canonica. Inizia così l'ultima nota stampa di Suor Aline Pereira Gammachi, la badessa del monastero di San Giacomo di Veglia, commissariata il giorno della morte di Papa Francesco, che decide così di raccontare ufficialmente la sua verità, contestando punto per punto la nota emessa ieri dall'ordine cistercense, a partire dalla realtà del monastero, che secondo Suor Aline conta 19 monache e non 20, di cui 7 che hanno lasciato volontariamente dopo la nomina della commissaria. Suore e non solo la badessa, che hanno impugnato il decreto di sospensione, secondo i canoni e presentando formalmente il ricorso al dicastero. Suor Aline contesta anche il primo commissariamento del 2023, poiché nessun decreto fu notificato in quella data né fu presentato un ricorso da parte sua. Per Suor Aline fu solo disposta un'ispezione da parte del Vaticano, conclusa con l'esito che era tutto a posto, come contrariamente a quanto affermato. Ma l'ex badessa si scaglia pesantemente contro padre Lepori, l'abate generale dell'ordine, a partire dalla sospensione comunicata il giorno della morte di Papa Francesco. Purtroppo l'aggressività dimostrata non dal dicastero, che non può più esercitare potere durante la sede papale vacante, ma dalla comunicazione dell'ordine cistercense è grave e inaccettabile, perché ha divulgato falsità e affermazioni diffamatorie lesive della mia dignità, fede e onorabilità. Le affermazioni di padre Lepori col messaggio WhatsApp che gira sui telefoni, secondo cui l'ex badessa si scatena per riconquistare potere e vanagloria con la menzogna e la manipolazione mediatica, sono infamanti. Tali parole confermano la volontà denigratoria nei confronti della mia persona. Il comunicato di Suor Aline termina con un ringraziamento a tutte le persone per la vicinanza espressa, i tanti messaggi giunti di preghiera e affetto, sottolineando che questo comunicato sarà l'ultimo intervento pubblico. D'ora in avanti parleranno i suoi avvocati e i consulenti che la assistono nelle sedi opportune per far emergere la verità dei fatti. La cronaca, padre e figlia grossisti della droga arrestati dai carabinieri, ingente il sequestro, quasi 80 kg di marijuana.
14 panetti per un totale di 62 kg di marijuana sono stati sequestrati nel garage della figlia, altri 19 kg invece i carabinieri li hanno scovati nella casa del padre. Una famiglia di grossisti della droga, quella bloccata dai carabinieri di Mestrino in collaborazione con il nucleo cinofili di Torreglia. L'indagine è partita proprio a Mestrino, dove i militari hanno ispezionato il box auto della donna nel complesso condominiale dove già avevano sequestrato 24 kg di marijuana nel 2022. Durante l'ispezione i carabinieri hanno notato una donna di 39 anni allontanarsi a bordo della sua auto. La donna è stata fermata. Dal controllo in corso nell'auto rimessa sono saltati fuori 14 scatoloni con altrettanti panetti di marijuana. Per la donna è scattato l'arresto. Dalla donna i militari sono risaliti al padre, 74enne, che vive a Resana. Qui i carabinieri di Castelfranco Veneto hanno sequestrato 19 kg di droga che era nascosta in casa. Anche per quest'ultimo è scattato l'arresto. Il padre è stato rimesso in libertà, la donna sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Il meteo regionale segnala che dalle ore centrali di domani è prevista sul Veneto un'instabilità in aumento a partire dalle Dolomiti, con probabili rovesci e temporali sparsi in successiva estensione alla pianura, specie dalla sera. Lunedì poi è previsto tempo instabile e perturbato, con frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale tra prealpi e pianura. Saranno possibili rovesci e temporali localmente forti, anche consistenti. La Protezione Civile del Veneto ha previsto dalle 12 di domani fino alla mezzanotte di lunedì 5 maggio la fase operativa di attenzione, cioè allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali in tutto il territorio. Siamo ora a Paderno di Pieve del Grappa. Questa mattina l'ultimo saluto a Giacomo Bologna. Senti Giacomo, hai presente quando vedi tutto nero all'orizzonte? Quando il dolore è così grande da anestetizzarti l'anima. Sono quei momenti così privi di spiragli che non ti resta altro che sorridere per la mala sorte. Ecco Bolo, noi stiamo così. Stiamo talmente male che non ci resta che sorridere in faccia a questo maledetto destino. Un'intera comunità si è stretta per l'ultimo abbraccio a Giacomo Bologna, Bolo per gli amici, questo ragazzo di 20 anni che ha saputo fare e dare tanto. Tutto attorno a sé parla, esprime il bene che ha saputo elargire assieme a una fede forte, fatta di fatti, non parole. Tantissime persone hanno voluto essere presenti per ricordare il suo sorriso, per essere vicine ai genitori, alla famiglia di sangue, ma anche a quelle di spirito e cuore che aveva saputo e voluto costruire, rendendo alta e vera la parola comunità. Frasi toccanti, quelle del parroco Don Gabriele Fregonese, che ben conosceva Giacomo e che non nasconde tutto il dolore di questa perdita che accomuna ognuno, presente dentro e fuori la chiesa di Fietta. Facevi, senza dire, con una sorta di innata empatia che si accorgeva del male degli altri. Per questo ti si poteva chiedere qualsiasi cosa, perché la sincerità era la cifra della tua persona. Una persona che continuerà a vivere anche dopo la morte nei corpi di chi riceverà i suoi organi, ultimo atto d'amore per il prossimo condiviso con i genitori, e poi la decisione di devolvere le offerte al Suem di Crespano di Pieve del Grappa, i primi che quel maledetto giovedì 24 aprile sono intervenuti per soccorrerlo appena successo l'incidente stradale. Hai lasciato un vuoto immenso, ma un amore che non finirà mai. Queste le parole dei suoi amici e delle sue amiche. Tu continuerai a vivere in mezzo a noi, a fianco a noi, perché ci hai lasciati migliori, e questo forse è il dono più grande. Ti vogliamo bene, Giacomo, per sempre. Commozione e cordoglio anche ai funerali di Andrea Buosi, il 27enne di Gorgo al Monticano, morto martedì pomeriggio mentre stava provando la moto di un cliente appena riparata per accertarsi che il lavoro fosse stato eseguito al meglio. Nella chiesa di Gorgo l'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia del giovane. Ancora la cronaca, una moto finita nella scarpata, un ventenne di Villorba precipita per 30 metri a Cimagrappa al giovane, vivo per miracolo, ci sono volute oltre 2 ore per recuperarlo in sicurezza.
Ha perso il controllo della moto finendo contro il guardrail e un albero prima di precipitare in una scarpata profonda 30 metri. Era notte fonda quando è intervenuto il soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, allertato intorno alle 3 del mattino, arrivato in aiuto del motociclista di 20 anni residente a Villorba. A dare l'allarme proprio lo stesso ragazzo localizzato in zona Meatte a 5,5 km da Cima Grappa. Il giovane è stato raggiunto da 7 operatori insieme al personale sanitario del SUEM di Crespano del Grappa che gli hanno prestato le prime cure. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco. Il ragazzo, con una probabile rottura della gamba, è stato stabilizzato, caricato in barella e sollevato con contrappeso fino alla sede stradale. Un intervento di recupero che ha richiesto 2 ore di tempo per riportare il giovane ferito in salvo. L'infortunato è stato poi imbarcato sull'elicottero di Treviso Emergenza, atterrato nelle vicinanze e accompagnato all'ospedale Ca' Foncello, dove si trova ancora ricoverato. È stata una notte da incubo per i tifosi del Venezia Football Club al rientro della trasferta a Torino. Un gruppo di facinorosi li ha aggrediti fuori dallo stadio. Ecco una testimonianza, il racconto attimo per attimo di quanto accaduto. Con il volto incappucciato, fumogeni e bastoni volevano impedire con la violenza a un minivan con a bordo un piccolo gruppo di tifosi del Venezia di lasciare lo stadio per tornare a casa dopo la partita Torino-Venezia, nonostante il pulmino fosse scortato dalla polizia. Hanno dunque colpito l'automezzo mandando in frantumi i vetri con un ragazzo di 12 anni seduto davanti che ha quindi rischiato seriamente di venire investito da quelle schegge di vetro impazzite e di ferirsi. È il racconto di un'altra notte da incubo e di follia per i tifosi arancionero-verdi del Venezia Football Club dopo l'episodio, i primi di febbraio, dell'assalto al treno da parte dei tifosi dell'Udinese e del Salisburgo, cosiddetti tifosi che si diedero appuntamento per fermare il treno con a bordo i sostenitori lagunari. Questa volta invece a Torino c'era anche una rappresentanza del club Alta Marea con il presidente Franco Vianello Moro, testimone diretto che racconta. Un episodio molto più triste e molto più angosciante da un certo punto di vista, che è quello di un tentativo di assalto da parte di alcuni facinorosi ultras Granata che hanno tentato di impedire il proseguo della corsa mettendosi in mezzo alla strada. Uno dei pulmini che era nel nostro corteo è stato in qualche maniera danneggiato. Noi abbiamo sentito dall'interno del pullman nettamente uno scoppio di un petardone, di una bomba a carta, di qualcosa di molto rumoroso. Fumogeni e bombe carta contro il minivan. Gli occupanti, dopo un pernotto di fortuna e ancora sotto shock, sono potuti tornare a casa solo in mattinata, in treno ancora visibilmente scossi. Uno dei vetri del pulmino ha subito un danno. L'abbiamo visto, l'abbiamo saputo successivamente quando a un certo momento la scorta della polizia ci ha fatto rallentare un attimo e ci ha fatto capire che era successo qualcosa di serio a uno di questi pulmini, per fortuna senza particolari conseguenze. E ora passiamo allo sport, le Final Four di Champions League a Istanbul. Conegliano, arrivata in Turchia da campione in carica, vola in finale sconfiggendo la storica rivale la Vero Volley Milano di Paola Egonu per 3-1, 25-21 per le giallo-blu al termine del primo set, con Milano che nel secondo compie un'incredibile rimonta chiudendo sul 25-20, squadre di nuovo in parità. Conegliano sempre avanti nella terza frazione, 25-17 il risultato, in equilibrio il quarto e decisivo set finito 25-23 per le ragazze di Santarelli che prima sprecano 3 match point e poi chiudono con la solita gabbie. Torneranno in campo domani pomeriggio alle 18 ora italiana alla Ulker Arena per la finalissima contro la vincente di Scandicci Vakifbank Istanbul, squadra campione di Turchia. E si comincia a cronometrare insomma la prossima adunata nazionale degli alpini a Biella. Le Penerere si stanno preparando a partire e noi vi racconteremo in diretta tutte le emozioni della grande festa al servizio di Lucio Zanato. Ormai è già tutto stabilito, ci saranno persone al campo, persone presso appartamenti, camere, di conseguenza insomma siamo a buon punto.
E non potrebbe essere altrimenti, considerando la proverbiale organizzazione delle penne nere, che alternano, come nella sede del gruppo Città di Treviso, le riunioni operative a momenti conviviali. Tanti gli alpini che con borse ma anche zaini in spalla inizieranno i trasferimenti a Biella già nei prossimi giorni, anche se la maggior parte dei partecipanti alla 96esima adunata arriveranno sulle sponde del fiume Cervo nella giornata di giovedì. Città già tutta tricolore in vie e piazze per una 3 giorni alpina che inizierà proprio in quel pomeriggio con la presentazione di un volume e il concerto della fanfara della Giulia allo Stadio Comunale. Venerdì alle 9 la prima cerimonia ufficiale con l'alzabandiera, l'inaugurazione della cittadella degli alpini e della protezione civile, mentre dalle 19 ci sarà la sfilata dell'Abaro Nazionale dei Gonfaloni in Piazza Duomo e Unità d'Italia. Sabato si aprirà con l'immancabile lancio dei paracadutisti sullo stadio La Marmora, mentre al pomeriggio, dopo la Santa Messa, ci sarà il saluto ufficiale del sindaco di Biella, del presidente del Piemonte e del presidente dell'Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero. Dalle 21 invece, sempre sabato, la serata alpini con cori e bande per la città. E poi dalla mattinata di domenica lo sfilamento delle penne nere fino al tardo pomeriggio, che si concluderà con il passaggio della stecca con Genova e la Maina Bandiera. Il terzo raggruppamento, quello del Friuli Venezia Giulia, Trentino e Veneto, dovrebbe sfilare sotto mezzogiorno. 96esima adunata nazionale degli alpini che il gruppo Media Nord-Est seguirà giorno dopo giorno sin da venerdì, con collegamenti in diretta da Biella durante telegiornali e spazi informativi. Sabato sera le nostre telecamere racconteranno momento per momento la grande festa tra fanfare e cori, mentre dalla prima mattinata di domenica trasmetteremo tutta la sfilata rigorosamente in diretta fino al passaggio della stecca e la Maina Bandiera. Particolare attesa ci sarà per il passaggio del gruppo Città di Treviso il ricordo dell'artigliere alpino Giancarlo Gentilini. Noi stiamo facendo delle valutazioni se è il caso di inserire uno striscione, ma ci dobbiamo pensare un attimo, dobbiamo trovare la soluzione ideale che vada bene un po' a tutti. Siamo al cinema. Pupi Avati sceglie nuovamente il Veneto come set di un suo film dopo Il Signor Diavolo, che lo aveva visto girare in provincia di Rovigo nel 2018. In questi giorni il regista sarà impegnato nel litorale veneto per il suo nuovo lavoro prodotto da 2A Film con Rai Cinema. Porgo il mio benvenuto a Pupi Avati. Le parole del presidente Zaia: è per noi un grande orgoglio ospitare una produzione così importante con un cast di rilievo che comprende tra gli attori anche Massimo Ghini, Isabella Ferrari, Lina Sastri e Giuliana Dessio. Dalla Piana del Cansiglio, scelta da Ridley Scott, alle spiagge, il Veneto si conferma sempre più attrattivo per le grandi produzioni cinematografiche. Ringrazio la Veneto Film Commission che fornisce supporto alle produzioni, rendendo così il Veneto una regione ospitale e all'altezza delle necessità delle produzioni, ha concluso il presidente Zaia. E si chiude così l'edizione regionale del nostro telegiornale. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti. L'augurio di una buona serata. Arrivederci.